Savoiardo. Allora, Sassari. Gianmarco, noi l'abbiamo detto ieri. Ieri abbiamo salutato il futuro, andiamo nel Quando passato. arriverà, no, quando poi arriverà qualche altro giorno dopo è uscito questo. Vediamo un attimino. Andiamo. New York City 1950. Quello è lui, tipo là, grande pecora. Eccola. Sì, sì, sì. Lo usiamo un caldo, mi sa, dai. There is a brighter future. All we need to do is take it. Vabbè, Questa mi piacerà. Io gioco 2027, l'anno prossimo. Va no, bene, ci sta, va benissimo, va benissimo così. Poi, a quando ho capito, in realtà il ripreso è su pur fornuto. Quindi, Lascia stare, facciamo aggiustare un po' di cose, facciamo vari interventi, varie situazioncine, tutto a posto. Allora, Gianmarco, io lo avvio. Sì, tu cominci Tu quando vuoi me lo dici e ti attiviamo subito. Allora, mi accerto solo che parta Hai capito tutto. per caso quindi in che ruoli giocheremo? Bruce? Allora, Gianmarco, godiamocelo. Alfred, Grox, fare Alfred. si sono sbloccate anche varie skin perché ho collegato l'account di HBO Max e l'account Warner. Io e Epic abbiamo chiarito. Ok, vi siete chiariti? Abbiamo fatto pace. Ok, in realtà mi avevano detto di no, poi ho fatto ricorso, mi hanno detto di sì, non si sa perché cosa è cambiato, mi hanno acconciato, sono libero. Allora, sono libero. L'incredibile gioco del pipistrallo. allora, sembra che va finora tutto a posto, Gianmarco. Eccolo qua. Lui si presenta così. Salve, sono io. Ma per caso lui è Batman? Lui è Batman, sì. Allora, c'è il salvataggio perché prima ho fatto le prove per settarlo su Twitch e quant'altro. Dalla prova di registrazione mi sembra che si vedeva bene. Poi, se qualcuno ci dice qualcosa in live, vediamo un attimino di autoregolarci. Allora, ogni volta sta preparando gli shader. Gli ho messo un file con una modifica presa da Nexus dove mettono varie ottimizzazioni per il gioco. Ma è uscita per caso una patch? Allora, non lo so, però io l'ho avviato prima e andava bene. Però io per sicurezza una mod di ottimizzazione gliela metto sempre sui giochi. Allora, se noi facciamo una nuova partita, sì, Gianmarco, partiamo proprio dall'inizio. Crea nuovo salvataggio. Certo, così. Gianmarco, seleziona difficoltà di combattimento. Fammi delle differenze. Classico, vite illimitate, pochi nemici e i nemici avanzati escono di meno. Giustiziere mascherato, vite illimitate, più nemici, frequenza più alta di nemici difficili. Cavaliere Oscuro, no? Bravo Gianmarco, vite limitate nella maggior parte delle missioni, più nemici e le tipologie più avanzate appaiono con maggiore frequenza. Ti scamazzando. Ok. Io voglio fare Nightwing. Allora, seguiamo la storia, Gianmarco. Voglio fare Catwoman. Penso che potrei fare Catwoman. Voglio fare Blue Beetle. Non credo si possa fare Blue Allora, iniziamo qui. Certo, signore. È vero, ci abbiamo anche, giustamente, c'è il doppiaggio in vita. Bruce, così ci perderemo il film. Mi serve il costume. Guarda, fantasma grigio. Devo vederlo con il costume. Prende ispirazione per il futuro. Era scritto nel suo destino. Cosa stiamo cercando? Villa Wayne. Perché cadiamo brusco? Mantello, occhialini e cappello. Credo di averli lasciati da qualche parte in giardino. Allora.
Vediamo un po'. Ok, giustamente il farlo anche in live è un attimino più pesante, però al momento sta reggendo. Al limite poi metto tutto a basso e non dovremmo avere problemi. Allora, Gianmarco, io inizio a prendere un po' di mattoncini perché giustamente ci sarà molto da comprare qui. Beh, immagino. C'è una Batcaverna da personalizzare, quindi ci servono un attimo risorse. Buonasera, Gabri. Gabri. Allora. Via. Qua c'è un cancello, salve. Allora, iniziamo a costruire. La famosissima giostrina Wayne. Fantastico! Ui! Giusto, giusto. Giustissimo. Oh, wow, è stato forte! Ma adesso... Gabri, tutto bene? Classica giostrina da inizio a vomitare. Sì, ma lui è Batman, non vomita. No, ancora. Lui non lo sa ancora, però lui non vomiterà un giorno. Un giorno. Mo adesso al momento vomita e come. Però non possiamo andare di là. Forse dobbiamo aprire di qua. No, allora è diritto per diritto. Salve. Signor Alfred. Permettetemi, signori. Signor Alfred, ci apra. Grazie. È molto discreto e si nota poco. Deve essere qui da... Rileva, trova qualcosa di utile nelle vicinanze. Ehi, mi sa che vedo il mio costume. Sente, c'ha il senso del pipistrello futuro anteriore, giusto? Il senso di pipistrello futuro anteriore. Sì. Perché lui avrà il potere del pipistrello, ma in un futuro molto anteriore, non Alfred, subito. sai dov'è il mio cappello? L'ho visto da queste parti, signorino Bruce. Allora, il cappello è lì. Ma dove sarà finito? Ho visto che li avevi addosso gli occhialini poco fa. Proprio qui, nella dépendance. Saranno qui da qualche parte. Grazie, mamma. Un sacco d'oro all'esploratrice. Dov'è il cappello? È nelle frasche, però nessuno lo vede. Allora, lo troveremo noi, tutto a posto. C'è anche un arcobaleno. Allora, tanto monetine. Che spazzo. Bruce, Vediamo un attimino vuoi il più vedere questo possibile. film Vediamo o qua. preferisci andare a farti una nuotata? Niente panico, sono piuttosto brava a trovare le cose di solito. Alfred, stai mentendo. Alfred, stai mentendo. Il cappello sta qua e l'abbiamo trovato. Papà, guarda, ho trovato il cappello. Dobbiamo trovare un attimino l'altro oggetto. Allora, ha detto mammina che gli occhialini forse sono nella dépendance. Ma Marco, tu lasci i tuoi occhialini nella dépendance? Io non ho degli occhialini. Ah, però gli c'hai la occhiali. dépendance. No, Ah, ok. ce l'ho. Niente, ma anche tu mi parole poco. C'ho la casa. Ah, questo già è qualcosa di Ho molto un tetto importante. sulla testa. Questo è importantissimo, Gianmarco. Assolutamente, sì, altrimenti sarei povero e mi sarei già ammazzato probabilmente. Ok, abbiamo completato il costume. Sta incombe il fantasma grigio. Batman. Anche detto Nicolas Cage. No, lui mo è Spider-Man. Cappello. Va bene, Bruce, c'è tempo, ma fai in fretta. Ok, all'avventura. Ehi, lo sai? Anche che sono un po' troppo piccolo per guidare. Sì, Gabri, sì. Sì, lo so. Arriverà. Ma adesso... Quel momento arriverà. Più è finto. Anche a te daranno quel È un documento. classico. Magari lo apprezzerai quando sarai un po' più grande. Comunque ho letto attualmente prime recensioni su Spider-Man Noir, 90% di recensioni positive. Parte del giardino. Bene, bene. Ho sentito dire addirittura uno dei migliori lavori di Nicolas Cage degli ultimi tempi. Bene, bene. Una delle bene. migliori trasposizioni di Spider-Man. Ancora meglio. E Gianmarco. io godo. Quasi preso. Ancora Cavolo. meglio. D'accordo, Bruce. Sei- Prendilo e andiamo. sei- Il film sta per cominciare. Ah, Tu sì. già hai trovato il pozzo maledetto adesso.
E mo scopri la cavernuccia con i pipistrelli. Che sia un bat segnale questo, Gianmarco? Bruce, Bruce! Stai bene? Andate! Ah, così, purtroppo devi fare via gli occhiali. sta bene, signorino Bruce? Grazie mille, Regan. Bruce, Dov'è il gioco? Di qua, sì. Ok, sta a posto. Ah, ti aiuto io, oggi andiamo qua. Ha fatto tutto Siamo da solo, ancora non nel potevo. pozzo? È Bugiardo. capitato, capita. Ma persona fake. tagliamo per Cry Valley. Signorino Wayne, se moriranno i suoi genitori è colpa di Regan che mi ha tolto gli occhiali. Non ci vedo, non ci vedo. Forza signora, sgancia la borsa e le perle. Ha una voce familiare, Danzi no. diavolo nel pallido plenilungo. Ah, l'ha collegato proprio così tranquillamente. È un piacere rivederla, signor. Jack Napier, il Joker. Ehi, va tutto bene. Sono passati 10 anni. Anniversario della tragedia dei Wayne! Ancora nessun arresto! Capito, ma il giornalaio sta giusto là No, stiamo solo per facendo come il ricordare primo le... Batman, così. Vabbè. Quando lui torna a Gotham. Speranza, Gotham, se le brave persone... No, hai riscattato, quindi 8 però minuti vabbè, sto un senza minuto. occhiali. Sì, un altro po'. Un altro po'. Grazie, capo! Ah, il pinguino. Salve. Noviziato. Voglio parlare con Falcone. C'è Oh, qualche problema, signor Cobblepot? Non c'è nulla da temere, agente. Abbiamo tutto sotto controllo. Sorridi. Questa polizia forse è un po' corrotta, forse. Una risata? Chissà mai chi sarà questo personaggio, Scordato so. il signor Wayne, d'accordo ragazzi? La Potte, fermati. Quello che hanno Entro anch'io. Ok, quindi prendi il pad. Time to duel. Ok, vediamo e speriamo che Vediamo regga se tutto funziona. senza problemi. Oggi ho fatto la prova ed ha funzionato. Mo ricollego il pad allo stesso modo. Vediamo il combattimento in coop com'è. Magari possiamo fare delle combo. Ah, bello, 100 vestiti, 200 cosi, 121 cazzi. Vai, vai. Ma non è giustizia, stai parlando di vendetta. Allora, aspetta, forse deve Speranze, partire. Gotham, se le persone non fanno niente. Allora, ok. Sei il detective Jim Gordon. Io sono Gordon. Sei pronto? Ma io so a destra o a sinistra? Tu sei a destra. Porca puttana. Va bene. Mhm. Come stai colpendo? Perdonami, fratello. Quadrato dai cazzotti e cerchio schivi. Va bene. Quando arrivano gli scagnozzirli. È il figlio dei Wayne. Eh no, Gianmarco. Non ti avvicinerai mai al signor Falcone. Avangulo. Ah, non ho anche caccato addosso. Farò vedere a Falcone che... Aglia, no, farò vedere a Falcone Guarda, no, niente che c'ho un cuore, aspetta. Pure io ce ne ho due. Aspetta, Scusate, a me attenzione, lagga. dobbiamo... ma facciamo una cosa, aspetta, appena finisce sta scena. Non mi fai nemmeno il solletico. Vai Gianmarco. Fatto. Dammi la mazza. Oggi c'è un chiave di pacca. Provo a scendere a basso come qualità e vediamo un attimino se senza dover riavviare il gioco, se già va un attimino meglio. Sono qui per dimostrare che non tutti a Gotham hanno paura di te. Solo quelli che mi... Bravo Bruce. Guardati intorno.
Chi voleva essere, se no Carmine. Uno sbirro Falcone, e una però. voce. Salve, signor giudice. Non avrai problemi a farti mettere in ginocchio e implorare qui, di fronte a loro, come un cane. Senza offesa, scheggia. Questo Pure genere lì, di ci mancherebbe potere non si compra. È il potere della paura. Ci voleva una mancia migliore. Signor Wayne, chi sei tu? Mi chiamo Ra's al Ghul. Così, giustamente. Anche col petto villico, vabbè. Molto particolari. Abilità che mi rendono un vero incubo per quelli come Carmine Falcone. Posso mostrarti una strada. La strada della Lega. Ah, pazzo, Duca. Sembra una Bravo, signor Wayne. È una... Ah, c'hanno pure l'opuscolino. Chiunque voglia essere più di un semplice uomo, dedicare la propria vita a un ideale, è così che ci si trasforma completamente. In che cosa? In una leggenda, signor Wayne. C'è un fiore blu rarissimo che cresce solo sulle pendici orientali del Nanda questa. Parbat. Se riuscirai a portarmelo. Entrerò nella band? Lega! Chiama La Lega, tu la chiami band? No. No. Ok. Vai, Bruce. Ah, boh, ancora deve metterci mano, Con dai. calma, con calma. Sto cercando un fiore blu rarissimo. Un fiore blu Questa rarissimo. è la figlia di Ra's al cresce Ghul, solo sulle nonché alte vette cattiva di del terzo Nanda film di Parbat. Nolan. Ah, tu conosci la Lega delle Ombre? Troverò Sì, l'ha fondata questo papà. fiore. Nemmeno sai cos'è. No, aspetta! I fiori blu crescono Nanda sulla Parbat. cima della montagna. Potresti trovare ciò Non che riuscirai mai ad cerchi. arrivarci. Aspetta. Questo lo vedremo. Allora, facciamo così. Andiamo in video e vediamo se mettendo il set su bassa. Alcune modifiche. Ok, vediamo un attimino già così se per caso va un pochettino meglio. Ok, fatto. Ah, è la fatto. distanza. Ok. Allora, mo qua già sta andando un attimino più fluido. Allora, Gianmarco, io e te siamo in competizione. Chi trova per primo il fiore vince il Batman. Ah, Wow! Ah, ok, e giustamente ti agganci. L1, L1. Allora, sei qui per unirti alla Lega delle Ombre? Io sono qui per compiere il mio destino, non per perdere tempo in chiacchiere con degli sconosciuti. Va bene, come vuoi, ma potresti aver bisogno del mio aiuto. Non riesco a immaginare una singola situazione in cui non preferirei l'aiuto di Posa. uno yak. Ah, non era proprio Ah, ok, si mette in necessario. posa. No, Gianmarco, vieni qua, facciamoci la foto. Scusami. A posto. Giustamente scali una montagna, una foto ricordo, te la fai. è forte. Allora, dobbiamo andare di qua. Stavo si rompesse un attimino là, niente. Attenzione! Con noi sassoli, si è rotto il punto, Gianmarco. E mo che croz facciamo? Parkour, vai. Prego, prego. No, grazie. Ho trovato un pupazzo di... la testa di un pupazzo di neve. Mm. Qui c'è il corpo di un pupazzo di neve, Gianmarco. Aspetta, vengo a prendere io. Ah, vanno qua, Gianmarco. Aspetta. Porta testa. Grande premio e Grandi cotiglions. premiz. Ok.
Non tutti riescono ad arrivare in cima. Di Yak sì. Io accarezzo lo Yak. Io intanto ho montato un razzo perché c'era. Ok. Ho fatto un po' di bordello, però così possiamo un attimino andare avanti. Quindi niente Yak. Cioè, mo io accarezzo l'altro. Aspettalo io qua, io prendo le monete. La cam frizzata è voluta? No, assolutamente no. Assolutamente no. Aspetta, provo a riavviarla. Grazie sempre Reagan. Sembrava temporaneamente tutto. Allora, vediamo se riappaio per magia. Apparirò brevemente, ma non è quello che ci serve. No, 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 no. Allora facciamo direttamente così, datemi solo un attimo. Dai che ce la facciamo. Così già è una via di mezzo. Vediamo un attimo se per caso riesce il trucchetto. No, così no. Quindi mo l'unica cosa dobbiamo tenercela un attimino così. Ok, tanto in basso a sinistra non c'è niente. Regen, grazie mille che mi hai avvisato. Ora vedo un attimino di capire come fare in caso di emergenza per il futuro. Allora, cioè, ma abbiamo fatto il 0,39%. Copperiamissile. Dove sei? Sei sopra? Sì, sto dietro di te. Se rimani bloccato qui, non tornerò a prenderti! Già, però questa è cattiveria comunque. Mangiato gelato. Ti mangio un altro anche io. A posto. Ma questo è il gelato di sale marino. Ah, ok, proprio sono. Eh sì, è quello di Lozzi. Non è che c'è qualcosa no? Ok, ti puoi spostare laterale, puoi saltare. Oh no, sto cadendo. Non sono caduto. Ci è mancato davvero poco. Dove Verso destra. Allora, a questo punto di qua. Mi chiamo Bruce. E tu? Talia, anche se non ti serve... Dai, fate un po' di amicizia. porca. Gianmarco, perché hai fatto bordello? Avevo capito troppo tardi che era Dynamite. No! Piano piano, con calma, tranquillità e segui il percorso. Ecco, ho trovato una bella monetona viola.
Ok, aspetta. C'era l'altro percorso di là, mo sto dietro di te. Ok, quindi stiamo andando bene. Guarda! Oh, c'è il mistico fiore blu e c'è la capretta. No, capra. La capra lo sta per raccogliere per noi. Grazie, amica. No, la capra se l'è mangiata, signorino Bruce. Inutile ungulato! Inculato? Dobbiamo Sì, lui ci ha inculato. scalare. Speriamo ci sia. Ci ha angulato proprio un bel po', Giamma. Ora parli al plurale? Puta. Allora, se sei arrabbiata, Talia, non te la devi prendere con me, perdona. No, forza, Bruce. Per la giustizia, per Gotham, per... qualche motivo. Per la capra. Ho guardato giù. No. Dividiamoci e vediamo se hai davvero imparato qualcosa. Quindi scusami, da che lato Allora, vado io? ma tu dovevo andare, a destra o a sinistra? Facciamo sempre a destra, come dice come Ok, diceva vabbè. Come diceva? il presidente del Silvio. Ah, ok. Sempre a destra, quindi. Speriamo di seminarlo in queste grotte e arrivare a Nanda Parbat da sola. Vabbè, non è che ti schifo poi di questa maniera. No, ma di fatti, Sapevo ma... che mi stavi rallentando. I rampini non Allora, ci porteranno aspetta, mai c'è dall'altra l'altra. parte. Non con questa tempesta. Ah, Si può stai costruire qualcosa, sì. Ah, un mistico mezzo. Aspetta, vediamo un attimo. Se c'è qualche segreto, qualcosina in giro. No, qua no. Vedo una moneta viola là. Ma dobbiamo metterci qua allora. Beh, questo è un modo normalissimo di scalare una montagna. Prego, venghi. Facciamolo e basta. Vai, Gianmarco. Tieniti forte. Siamo vivi. Allora, Stai aspetta. tirando tu? Sì. Sì, Questa sì. tempesta sta peggiorando parecchio. È soltanto un altro ostacolo che dovremo superare! Anche se ci sono altre cose a terra, però va bene, va bene. Oh no, Gianmarco, si è rotto tutto. Ah. Reggiti. Perché l'hai fatto tu se stavo cadendo io? Vabbè. Io nel dubbio l'ho fatto pure, non sapevo chi dei due, però vabbè, ci siamo Sto salvati. bene. Andiamo avanti. Vabbè. Ok, l'importante è essere sani e salvi. Allora. Oh, aspetta, qui c'è qualcosa da costruire. Ho fatto un pupazzone di neve, Gianmarco. Pazzo di me. Ok, non fa... Ecco qua. Quello viola e so 20.000 monetine, quindi sono un bel po'. Eccomi qua. Ci siamo quasi. È qui che crescono i fiori blu? Oh, basta! Non sono una guida turistica! Sono qui per compiere Capito? Ma uno sta chiedendo, signorina Talia, pure noi dobbiamo compiere il nostro destino. Alla Lega delle Ombre? Il fatto non sarebbe così crudele. Un fiore blu! Oh, eccolo! Eccolo Gianmarco, il fiore blu. Ma serve a entrambi quel fiore per entrare nel tempio. Come ne troverò un altro? Ah, giustamente. Basta andare al centro principale e li vendevano. È una meta turistica là, giustamente, Gianmarco, c'erano anche gli opuscoli. Vabbè. Perché la webcam obliqua così? Perché no? Oggi uno stile diverso. Buonasera Francesco. Ciao bello. Allora, abbiamo trovato tutti i fiori blu che ci servivano, Gianmarco.
Quindi il piccolo Bruce può allenarsi. Adesso sì. Cos'è che stai cercando, ragazza? Voglio seguire i passi di mio padre, anche se lui me lo vieta. Forse tuo padre ha dei buoni motivi. E tu, signor Wayne, te la senti di iniziare? Sto a malapena in piedi. Tigre! Gandero tigre! Jiu-jitsu! Yeah. Lindy Hop! Ah, quindi questo è l'allenamento segreto della Esatto. Lega. Ah, va bene, Sono va bene, Sì, hai tecniche. talento. va bene. Ma qui non stiamo ballando. Per vincere la paura, devi studiare le vie del ninja. Impara le basi del combattimento corpo a corpo. Ok. Impara a diventare invisibile agli occhi avversari e sconfiggili dall'ombra. Strega o confondi i tuoi nemici apprendendo la via dello Shuriken Jutsu. Solo allora sarai in grado di affrontare la prova finale e unirti alla Lega delle Allora, Gianmarco, iniziamo questo corso intensivo. Pochissime Diventeremo dei persone ninjas. riescono a completare la Ok, va benissimo. Non c'è vergogna nel fare marcia indietro adesso. No, che fare marcia indietro, Preoccuparti, ho aspetta. tutto Allora, qui. Gianmarco, dove andiamo? Vedrai. Possiamo esplorare, possiamo fare quello che Sì, cazzo sì, ci va. ragazzino viziato. Tanto questo è ancora il tutorial. Quindi o lasciamo come le merde togliendoci avanti il tutto per sbloccare Gotham e poi iniziare ad esplorarla. O ce lo godiamo con calma. Tanto noi lo giochiamo adesso e poi lo riportiamo mercoledì e giovedì prossimo. Poi ti faccio sapere in base alla sessione. Sì, e poi vediamo pure comunque in base a quello. Ho trovato qualcosa da montare. Allora, no, possiamo andare. In quale percorso vogliamo andare, Jammox? Già al momento ci dice di andare al dojo. No, quindi dobbiamo farle per forza in ordine. Scusa. Ah, Gianmarco. Anche io volevo colpire. Gianmarco, io ti faccio la schivata però, eh. Allora, dobbiamo andare di qua. C'è qualcosa pure di là. Ok. Quando le monete vanno in comune, abbiamo già un bel per due. Ah, vedo che i nostri illustri ospiti ci hanno onorato della loro presenza. Per cominciare, Ok, vediamo se riuscite a schivare l'attacco più semplice di tutti. il cazzotto. Tutto qui, Raz. Mi aspettavo una sfida più impegnativa. Ti assicuro che quello era solo un assaggio Ok, di ciò che abbiamo un po' di basi sul combattimento. Contrattacco. Sarebbe triangolo? Esatto. Dovete respingere i loro attacchi, non lanciarne di nuovi. Contatore colpi attacco base. Attaccare velocemente i nemici incrementa il contatore colpi rendendoti più efficaci in combattimento. Quindi più tieni attivi giustamente le combi. La mamma. O no, arrivano altri scagnozzi. Ho cagato, sono morto così. Esploso, cazzo. Porca scia. Oh, non riesco più a fare il cazzo con Prova a farti un pochettino più vicino con il pad. Magari non prende il triangolo quando lo fai. troppo lontano.
Allora, vediamo, arriva una seconda ondata. Sta girando pure da solo. È andato, è fermato. Fatti più un pochettino più qua. No, perché vengono da me? Quando la vostra concentrazione raggiunge... Ho capito, Regan, se mi prende un input su No, non 12, gli sta prendendo la vedo l'input. difficile. Allora, quindi si riempie la barra e poi puoi fare l'attacco potente quando l'indicatore è al massimo. Ah, ok, ti prepari il super colpo e glielo fai, ok. Continuate a sconfiggere i nemici per aumentare la concentrazione. Raggiungete la massima concentrazione per sferrare un attacco potente. Quanti ne siete? Il telefono non si vede più qui. Vabbè. No, ma gira pure da solo. Beh. No, è perché non prendendosi il comando... Pensavo che erano finiti. Perché me ne sono usciti altri. Io non posso fare niente così. Aspetta. No, non si muove più. Ok, aspetta, fammi Staccane vedere proprio qua. da zio a me. Ma niente. Ah, sì, perché giustamente ci sono le vite. Proviamo la prossima volta, perché così non voglio... Allora, aspetta. Là, triangolo premuto, le dico. I nostri illustri ospiti ci hanno onorato. Vado tu, che si no è in busto. Bene, siete sopravvissuti entrambi. Il strano è che fino a poco fa stava andando. Oddio. Sembra che ci aspetti una lezione piuttosto interessante. Ah, ok, ho skippato il video, però ce l'aveva dato completato. Ok, Fare la differenza a posto, tra va la bene. vittoria e la sconfitta. E permetterci di non perdere mai più a nascondino. Scusa, Sepp. Allora, vediamo di qua mo'. Immagino Perché che penso poi dopo di questo si sblocca vero? la modalità esplorazione, Se stai cercando eccetera. le comodità moderne, sei nel posto sbagliato. Tu che ci fai qua? Non Allora. lasciamo passare con tutti questi detriti in mezzo. Dovremmo... Costruire qualcosa, forse? Ci avevo già pensato. Magari potresti provare a mirare ai detriti. Sono interessato, lo mettiamo di qua. Ecco qui, sapevo che potevamo E farcela. abbiamo liberato il passaggio. Eccovi qui. Sono sicuro che non volevate farmi aspettare. Allora, la seconda prova. Prima, vediamo se riuscite a non farvi vedere da questo avversario. Non farti vedere dai nemici. Ninja. Se ti fai vedere da un nemico, incrementi il suo livello di consapevolezza. Oh, Ora attenzione. questo. Muovetevi. Bene, non vi ha visto. Non so se devi uscire o no. Penso di sì. Niente male, come prima volta. Attenzione a non cadere ora, da questa parte. Ehi. Forse siete pronti a una sfida più difficile. Chi è che stava facendo sto annuncio? Va bene. Vedete quel tizio davanti a voi? Eliminatelo Ok. silenziosamente avvicinandovi alle sue spalle. Si può fare un KO furtivo. Splendido.
Come potete vedere, questo modo di attaccare può dare... Sbloccato l'obiettivo, esegui 100 KO silenziosi, ma questo è il Ora primo. provate a Razing Ghoul, esatto. della stanza senza farvi vedere. E da dietro. Ah. Non sappiamo da dove ha preso quella padella, però è stata utile. È stato un pochettino tardo. Ho fatto i miei stessi errori. Sì, sì. Allora, Non è esattamente come avrei fatto io, ma comunque ce l'avete fatta. Credo sia da questa parte. Le tue doti di osservazione mi lasciano allibita. Sfruttare ci abbiamo anche i punticini in alto. permetterà di tendere imboscate ai nemici dall'alto. Colpo de kill. Va bene. Un piccolo avvertimento prima di affrontare le vostre ultime prove. Se venite scoperti da un nemico, ora dovrete affrontare le conseguenze. Quindi praticamente non farti beccare. Capisci al volo? Aspettiamo un attimo. Dobbiamo aspettare il giro di ronda. Aspettiamo un attimino. Ma non lo sentivo a destra. Ops, colpa mia. Ci ho provato. È finita in rissa, Gianmarco. Ho notato. Sto giocando un po' a Arkham con i Lego. Sì, effettivamente è quello, Gianmarco. Sì. Ah, cazzo, l'ho buttata proprio. Vieni qua. A posto. Sai, non sei così male dopo tutto. Grazie, Talia, molto, molto gentile. Credo che sia il momento di andarsene. Andiamo. Una scelta decorativa interessante. Siamo ninja, non arredatori. Ehi, ecco Rasa. Sorprendiamolo. Gli mostreremo quanto siamo diventati bravi. Se ne... Tanto c'è la cutscene qui. Vai di soppiatto, vai. No, Regen è molto carino, sembra fatto bene, ma dovrebbe aprirsi tutta Gotham esplorabile. Mettiamola così e dobbiamo portare avanti la storia di Batman. Non siete ancora diventati dei ninja. Bonsoir quello. Non siamo ancora dei ninja però, Gianmarco. Il ninjutsu è l'arte della pazienza e dell'agilità. A volte però bisogna colpire a distanza. Oggi imparerete a lanciare gli shuriken. Come armi. O distrazioni. La teatralità e l'inganno sono alleati potenti. Lezione 2. Rimanere costantemente vigili. Quello, abbiamo iniziato l'avventura di Bruce Wayne nel fantastico mondo. Sì, questo è il secondo livello, Tom, mettiamola così. Siamo proprio agli inizi. Allora, il tempo sta La prossima passando. lezione dovrebbe essere L'estate facile. sta finendo. Conosco un ottimo modo per distrarre i cattivi che incontreremo. Va bene, Bruce. Non intendi indicare alle loro spalle e dire guarda laggiù, vero? Funziona, vero, No? Ah, prego. Prendete uno shuriken e iniziamo il vostro addestramento. Allora, grazie mille. Yeah. Ora, distruggete i 3 bersagli lanciandoli contro gli shuriken. Ok.
Ecco qua. Bellissimo. Bene. E abbiamo sbloccato gli Shoryuken. necessario. No, Vediamo guarda, come te la guarda. cavi. Shoryuken. Situazione Non è quello. No, sbloccherà pure quello. Ma non fa lo Shoryuken Batman. Niente come suona. Quindi a questo punto possiamo un attimino Inshallah. farci strada più facilmente. Una passeggiata. Questa prova sembra un po' più complicata. Poi Bruce, proviamo a rushare e cerchiamo di arrivare a sbloccare Presumo che quelle un attimino pure Gotham City. al posto. Sbaglio? Corri, corri. Beh, non importa. Ce l'ho fatta, ma dubito che quegli spuntoni se ne siano andati per sempre. Perché devono fare queste cose così pericolose? Non Allora. avrebbero file di cuscini morbidi da superare? Aspetta, cos'è stato? Ti sposti in un C'è qualcuno punto qui vicino? e lo lanci per fare rumore. Mi ricorda qualcosa. Lo attiri a distanza di sicurezza e gli fai la kill. Tutto sommato è stato un successo al 100%. 75% nel tuo caso, ma va bene. Ah, lieto di vedere che ce l'avete fatta. Ora completate il vostro addestramento con questo volontario consapevole. Ok, li possiamo lanciare velocemente per stordire comunque l'avversario. Attacca rapidamente i nemici mentre sono storditi per aumentare il tuo contatore colpi. State andando alla grande. Ecco, vi presento altri amici con cui divertirvi. Ah, grazie, molto gentile. È vero, gli amici non bastano mai. Non sono d'accordo. No, no, Kung Fu. Oh, comunque non so pochi, eh. No, no, vabbè, oggi abbiamo messo anche difficoltà massima. Bene, bene, molto bene, molto bene. Oh, ma non finiscono. No, deve mettere proprio parecchi così. E questo per il futuro a fare missioncine contro i cattivi. Un bel punch l'ha fatto. Avete fatto molta strada. La prova finale. Dai, dai, che dobbiamo tornare a Gotham, dai. Lezioni Abbiamo su 20 rimanere minuti. costanti. Vediamo cosa riusciamo a fare. Salve. Ok, già sono migliorati un bel po'. Va bene. Allora, Ora basta. Riposate. Domani dovrete affrontare una minaccia ben peggiore. Ti raggiungo. oggi penso, forse dovremmo fare la pausa, eh. Sì, no, no, appena finisco qua facciamo pure quello. Cosa c'è qui dentro in questa porta misteriosa verde? Forse un pozzo? Attenzione. E qui Bruce ha i primi dubbietti. Missione completata, la Lega delle Ombre. Allora, un mattoncino abilità. Attenzione. Potenziamenti delle abilità. Hai ricevuto il tuo primo mattoncino abilità. I mattoncini abilità si usano per rendere la tua squadra più forte. Potenziamenti delle abilità. Le abilità possono essere di due categorie, combattimento ed esplorazione. Una volta sbloccati gli effetti sono permanenti.
Acquistando questa abilità sbloccherai i colpi critici. I colpi critici infliggono danni aggiuntivi e generano più concentrazione. Colpisci nel momento giusto per effettuare un colpo critico. Teniamo premuto A e lo sblocchiamo. Progredendo nella storia sbloccherai altri potenziamenti. Torna nel menu di gioco quando avrai più mattoncini e abilità. Ah, ok, ti ha dato proprio giusto l'assaggino. Le vuoi le abilità? Impegnati e fai gli stage per bene. L'indulgenza della nostra società. È necessario padroneggiare i giusti strumenti per cose veramente terribili. Quali cose terribili, Raz? Se volete davvero unirvi alla Lega, non dovete temere di agire. Basta! Eo di combattere! Oh no, è ora di combattere. Per schivare gli Campi di ghiaccio. La tua compassione è una debolezza che i tuoi nemici non hanno. Dovete imparare a evitare attacchi multipli dal vostro avversario. Molto bene. Imparo. Quindi fino a qua stiamo giocando al Batman di Nolan. Ti trovi? Mo siete un attimino più difficili, giustamente. Ora avete capito come si fa. Questo tizio non è il solito insegnante. No, non credo. E ora mettiamo alla prova le vostre nuove abilità. Cercate di non deludere. Almeno non è un esame scritto. No, la schivata non la posso fare contro questi qua. Ok. Uff. Ma sono tanti, Sì. Milano Centrale Simulator, no? Bravo quello. Oddio, per quello che si sente e si vede, sì, effettivamente. No, signor Raz, non si incazzi, per piacere. No, e lui è il maestro, giustamente. Lascia fare. Tuo padre. Arrenditi. Arrenditi. Non mi hai sconfitto. Hai perso il tuo vantaggio per tentare il colpo finale. Buonanotte quello. Quellone, buonanotte. L'ha fatto. E si è fregato alla fine. Il busto. Le braccia compenseranno da sole. Ciao bello. A casa, Bruce. Buonanotte. La tua rabbia ti dà forza, ma se glielo lasci fare, può distruggerti. Lui ti distruggerà. Non rimarrà altro che una vendetta senza senso. E se ti chiedessi di venire con me? La mia strada è chiara. Devo seguirla fino alla fine. Forse ho qualcosa che ti farà cambiare idea. Una cosa che Raz non vorrebbe che vedessimo. Vabbè, giustamente lui dorme con l'orsacchiotto. Ci sta. Si caga. Si caga un pochettino addosso, sì. Non è che ti andrebbe di dirmi Nella che stiamo fortezza sgattaiolando? è ciò che ci separa da loro. Te lo dirò se riusciamo a passare accanto ai nostri nuovi amici senza svegliarli. Andiamo di soppiatto. Dovevo immaginare che avrebbero chiuso le porte. Poi facciamo bordello e prendiamoci le monetine, perché no? Mi sento proprio rinato.
Vabbè. Aspetta un attimo. Guarda le grate sul pavimento. Se stai suggerendo di strisciare in quelle cose luride, Lo so, un'idea geniale, vero? non era quello che stavo per dire. Questa pianta ci blocca la via d'uscita. Andiamo avanti. Ci deve essere qualcosa che ci aiuti a togliere quella pianta di mezzo. Così stai facendo solo un disastro. Prova a colpire l'altro, è dietro quelle casse. E voi due non siete un problema. Opla. Così. Oh, mamma mia. Allora, andiamo da qua. A parte ciullarci tutto questo. Oh, aspetta, eccolo qua. Metto voilà. Oh no, c'è il guardio. Ha funzionato. Facciamo sparire questi tizi. Se proprio insisti. Ok, adesso? Non credo che riusciremo a passare da quella porta. Sì, meglio se troviamo un'altra strada. Aspetta che l'avevi Mi visto. devo concentrare. Fatto. Appesciate in faccia. Qui ci sono segreti, ma non c'è tempo. Non c'è tempo. Due Forse eliminati. dovrei costruire qualcosa qui. Devo concentrarmi. No, non suonare, tu stai zitto. Fermo, fermo, fermo. Vedi, stava col cellulare sul posto di lavoro e si è distratto. Allora, qui si può fare qualcosa, però mancano gli altri pezzi. Allora, vediamo un attimino tutto qua in zona. Eccoli qua. Non facciamo niente poco di meno che... Ok, una corda. Ne possiamo attaccare qui per bene e ci smontiamo tutto. Ma Ra's al Ghul ogni notte deve fare tutto sto bordello per mettersi a letto? Sì. Sì, purtroppo sì. È un po' un casino così. Io sono d'accordo, però magari a lui piace. Poi se si diverte. Lo fai? Ok, no, c'è un bel po' da fare in questo gioco, va bene. Va bene. Ah, abbiamo trovato il terzo lato, quindi abbiamo fatto il secondo. Ti ho detto, io mo sto skippando il più possibile che vorrei vedere per Sì, quando ok. finiamo almeno l'inizio di Gotham. No, poi comunque se ne parla settimana, non credo che ce la facciamo. Perché penso che sia di sicuro dopo sta parte qua. Insomma, Sì, è tutto il dovrebbe tutorial. essere dopo di questo. Poi dovremo aspettare mercoledì, ma pure arriverà. Assassin's Creed, sei tu?
ci manca? Eccoli qua. Rilassati. Un po' di meditazione, Jammox. Perché no? Balestrone grosso più grosso. Proprio. Che pure bello. Ok, ci abbiamo una corda, almeno così riusciamo un attimino ad attraversare. Via. No, brucio. Ok. Salve. Oh no, un gaglioffo. Piano del non farsi beccare? Talia, a parte che è stata colpa tua. Partiamo da questo punto qua. Maledetta bastarda. No, signore con scimitarra. Ok, fatto. E però c'era un piccolo puzzles. Allora, qui c'è qualcosa da costruire? No, quindi l'unica cosa che dobbiamo fare è muovere un attimino qua. Poi c'è qualcosa da colpire in alto. Eccolo qua. Ok, dobbiamo solo sistemare quest'altro qua. Ci abbiamo 8 minuti giusto. Ma forse ci conviene fare un attimino così. Facciamo prima a farli singolarmente. Qui può esserci qualcosa. No, direi più che altro coppole di minchia, però almeno ci abbiamo provato. Lui qua sotto non si è accorto di niente proprio. Sì. Ecco, guarda là. Ok, trovo un modo di aprire la porta. Ci siamo quasi. Ecco qui. Non va bene. Qui ce ne sono un bel po'. Cerchiamo di un attimino pulirci da qua.
Ah, solo sti due. Oh no, sono apparsi gli scagnozzi. No. Aspetta però. O almeno uno sono riuscito. Allora, così. Ah, filibustiere. Ok, penso che abbiamo completato questo. Penso che come finisce qua comunque. Oh, attenzione, c'è tutto il piano su Gotham City. Attenzione. Gotham ormai ha le ore contate. Mox, metti un po' di cookies. No, grazie, lei è sempre molto gentile. Lei è ancora più gentile del solito oggi. Bruce, ti prego, lo dico per il tuo bene, non si torna più Non indietro. puoi pensarlo sul serio. Gotham può ancora essere salvata. Si può salvare Il Gotham. rogo è naturale e inevitabile. Andrebbe uccisa la metà della popolazione di Gotham, vero? Selvaggia. È un concetto che mia figlia conosce bene. Tua figlia? Padre, ti prego. La tua Padre. è una debolezza che i tuoi nemici non posseggono. Per questo è tanto importante. È ciò che separa noi da loro. Che stai facendo? Ciò che è necessario. Batman. Marco ne ha lanciato uno e ha distrutto tutto. E Batman. Fatto bordello Bruce Wayne. No, ha scassato tutto. Oh no, c'è la boss fight. Forse c'è tempo per un'ultima lezione. Ah, Soreta. Proteggerò Gotham a ogni... Taglia, togliti da mezzo. Avete imparato a farlo. Te ne prendi un bel po' se riesco. Siete fuori dalla vostra lega e anche dalla mia. No. No, dai, Ci ha dai. cacciato Oh, dalle no. leghe. Dai. Ouch. Raz, sei caduto. Sei caduto, Raz, sei caduto. Figlia. Lezioni. Oh no, Gianmarco, questo personaggio chissà se adesso muore o poi riapparirà all'improvviso No. più avanti. Oh no, non lo sapremo mai. Talia, Raz è tuo padre. Sì, ma non c'è tempo per le spiegazioni, dobbiamo andare subito. Posso di come scoppare, vero? Sì, difatti questo stavo pensando. vado. Allora, visto che ha salvato e Ah, quant'altro, tanto c'è pure qua, così. facciamo salve ed esci così poi lo libero anche per far preparare un attimino la recensione e noi lo continuiamo settimana prossima, quindi datemi solo il tempo che stacco e poi ci riattiviamo così ci vediamo le puntate di Devil May Cry, Oh, quindi al yeah. massimo un 5-10 minuti e torniamo. A A tra poco.